Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Andiamo al video. Al termine della partita contro il Napoli, l'allenatore del Lecce Marco Giampaolo è intervenuto nella sala conferenze dello stadio Via del Mare per rispondere alle domande della stampa. 20:40. Inizio della conferenza stampa. Cosa è positivo? La squadra ha giocato con onestà, senza mai venire meno all'impegno per ridurre il distacco dall'avversario. Abbiamo cercato di rimanere in partita il più possibile, di competere bene sul campo. All'inizio abbiamo avuto più difficoltà, poi ci siamo adattati. Poi ci sono i valori e i dettagli che fanno la differenza. La formazione iniziale era la stessa squadra che ha giocato a Bergamo, a parte Krstovic. Oggi Rebic aveva la febbre ed era indisponibile. Era la stessa squadra che ha ottenuto un punto importante contro l'Atalanta. Ho preferito continuare con la squadra che ha fatto risultato. Cosa ti porti dietro questa partita contro il Verona? Portiamo i nostri punti di forza e di debolezza, li conosco molto bene. Portiamo anche i valori della nostra squadra. Contro l'Hellas sarà una partita diversa, molto importante. Alla fine abbiamo provato ad attaccare, ma con il Napoli non è facile. Loro sanno come uscire e come passare la palla. Tutto è stato fatto in modo calcolato. Come sta Krstovic? Non lo so, si lamentava di un problema agli adduttori. Berisha? È entrato bene, volevamo migliorare la qualità della gestione della palla. Lascia un mi piace al video così YouTube potrà inviarti i prossimi video. Grazie. Continua. Diversi temi affrontati da Francesco Totti ai microfoni di Che tempo che fa sul 9, trasmissione condotta da Fabio Fazio. Era inevitabile che si parlasse di calcio, con l'ex numero 10 della Roma. Io che cammino tranquillo per strada? È ancora impossibile. Speravo che quando mi fossi fermato, invece, niente. La mia carriera è finita? Sì, certo, ora viaggio per il mondo. Aiuto in casa? Sì, faccio la spesa e metto a posto le cose quando torno a casa. Comunque, o viaggio per il mondo o faccio la spesa, no? Sono una persona normale come tutti gli altri. Sui gol segnati nella capitale, li ho visti tante volte. Ho realizzato il mio sogno, quello più bello, che è quello di restare per sempre alla Roma. Mi manca tanto giocare, oggi gioco a calciotto, ho accorciato il campo. La passione non morirà mai. Il 17 giugno 2001, giorno della vittoria dello scudetto da parte della Roma, è impresso indelebilmente nella mente del pupone. È una data che non posso dimenticare, il giorno dello scudetto. Giravo per Roma con il casco integrale per godermi la festa, sudando. Ma a Roma quella vittoria è stata festeggiata per molti giorni. Anzi, a dire il vero, si festeggia ancora. Su Claudio Ranieri. Avrà avuto le sue ragioni per andarsene, ma ha fatto quello che doveva fare. Io allenatore? Mai, non ci riesco. Personalmente sono molto istintivo e amaro, persino permaloso. Un allenatore non dovrebbe essere minimamente amaro, anche perché sei 1 contro 30 e dopo una settimana o ti licenziano o me ne vado. E so il fatto mio, credetemi. È stato facile fare l'allenatore con me? Non tanto. Con Spalletti, ricorda, mi trovavo bene, gli ultimi anni sono stati burrascosi. Ero solo triste per come stavo. Ma alla fine abbiamo fatto pace e sono stato molto contento. I migliori? Boskov, Mazzone e Zeman. Sulla nazionale, ha i suoi alti e bassi, speriamo che con Luciano si riprenda. Buffon? Gigi è il numero 1. La finale del mondiale contro la Francia? La sera prima ho giocato a carte con Gattuso, sembravamo due pazzi. Chi ha vinto? Diciamo che abbiamo pareggiato. I francesi hanno dormito? Beh, per come sono andate le cose, hanno fatto bene, no? Infine, sul primato del Napoli e sulla lotta per lo scudetto, chi vincerà? Non lo dico, perché sono molto scaramantici. Certo, ma ora dobbiamo essere realisti. Qual è la tua opinione, napolitano? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!